Canto d'ingresso, lodate Dio, al numero 259. Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra. Cantate a Lui che l'universo creò, somma sapienza e splendore. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio. Oggi la Chiesa fa memoria di Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. Nacque nel 1491 a Loyola, nella Calabria, in Spagna. Visse alla corte del re, dedito alla vita militare. In seguito, consacratosi completamente al Signore, compì gli studi teologici a Parigi e riunì intorno ai suoi compagni, coi quali a Roma gettò le basi della Compagnia di Gesù. Svolse un proficuo apostolato sia direttamente con gli scritti come anche attraverso una schiera di discepoli che da lui formati contribuirono grandemente al rinnovamento della vita cristiana. Morì a Roma nel 1556. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome,
concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le 2 tavole della testimonianza, tavole scritte sui 2 lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta, il grido di chi canta a 2 cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le lance. Allora l'ira di Mosè si accese, tagliò dalle mani le tavole, spezzando in cagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande?» Aronne rispose: «Non si accenda l'ira del mio Signore. Tu stesso sai che questo popolo è incline al male». Mi dissero: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa», perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Allora io dissi: «Chi ha dell'oro, toglietevelo». Essi me lo hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito un vitello. Il giorno dopo Mosè: «Voi avete commesso un grande peccato, ora salirò verso il Signore, forse otterrò il perdono della vostra colpa». Mosè ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un Dio d'oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto». Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. Ora va, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà. Nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendiamo grazie al Signore perché è buono. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono ad una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Rendete grazie al Signore perché è buono. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Rendete grazie al Signore perché è buono. Ed egli li avrebbe sterminati se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Rendete grazie al Signore perché è buono. Alleluia, alleluia, alleluia.
che il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità. Siamo come una primizia delle sue creature. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli si donò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per me. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Mosè scende dalla montagna avendo ricevuto da Dio le tavole della testimonianza, con la scritta da una parte e dall'altra i comandamenti. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio. Il grande peccato di Israele è l'adorazione di un vitello che richiama il culto pagano del culto più affascinante e gratificante di fronte al culto e rigoroso dell'Esodo. Aronne deve spiegare a Mosè come al popolo è venuta l'idea del vitello d'oro per adorarlo, approfittando dell'assenza di Mosè che tardava il suo ritorno dal monte con Dio. Mosè ritorna da Dio sul monte intercedendo e implorando il perdono per il suo popolo. La misericordia di Dio è disponibile al perdono per i non responsabili, ma per i responsabili saranno puniti al tempo opportuno. Nel giorno del mio ritorno li punirò per la loro idolatria. Il Vangelo secondo Matteo ci ha parlato del regno di Dio che non avviene come un avvenimento clamoroso, che subito si imponga. Il Vangelo, come tante altre cose, la bontà in modo particolare, con un lento inizio e col suo esito finale, sempre positivo. Ecco il granello di senape, dagli inizi insignificanti, come il più piccolo di tutti i semi, per divenire più grande degli altri legumi. Ecco il poco lievito che fermenta una grande quantità di farina. Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo paragonarci al granellino di senape, vogliamo paragonarci al lievito per essere e vivere in santità di vita secondo la volontà di Dio.
La chiamata del Signore segna l'inizio di una vita nuova in cui sono necessari sacrificio e saggezza. Con lo stesso fervore di Sant'Ignazio preghiamo Dio dicendo: fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché ogni cristiano senta la gioia e la responsabilità di essere parte viva della Chiesa, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Verso la testimonianza dei cristiani, il mondo sperimenti la potenza della resurrezione di Cristo, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché cultura e Vangelo tornino ad incontrarsi e a dialogare per il bene dell'umanità, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché i laici riscoprano la bellezza e la grandezza della loro vocazione in Cristo, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché ognuno di noi scopra la saggezza che rende disposti a perdere tutto per incontrare Cristo, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, Padre, che sovrintendi alla costruzione della città terrena come di quella celeste, accogli le nostre invocazioni, aiutaci a preparare un futuro migliore e sempre più vicino al tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, che ti sia gradito il sacrificio che oggi noi contiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, con nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola, che i divini misteri, sorgenti di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, i suoi esempi, i suoi maestri,
con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei il tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio, che tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo per essere degni della grazia del Signore,
Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia liberi sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. La comunione al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi seta placide acque. E ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro.
il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di Sant'Ignazio di Loyola, vi benedica Dio Onnipotente, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. 221. Immacolata Vergine bella, di nostri tu sei la stella tra le tempeste. Di chi ti chiama Madre d'amore, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata